Ecco, siamo tornati in studio e abbiamo anche il nostro amico Dario Cassini. Allora, ciao Dario! Dario, chi ti ha detto ciao è Luciano Messina. A Storina, sì. Non mi puoi dire nostro amico, io sono più amico dei catanesi che amico tuo, che quest'anno mi ha invitato a teatro un giorno perché non ti puoi permettere quello che mangia mio figlio, che mangia come suo padre. È vero, un bacio a Raffaele, al figlio di Dario. Senti, una cosa, a Federica noi possiamo dire che nonostante tu sia in questo momento dove sei, in Umbria? No, io sono a questa volta, visto che tu non mi ci porti al mare. Ah, sei al mare. Allora, se hai un... potresti anche, guarda, scaricare l'applicazione che è Studio 90 Italia, e da questa applicazione puoi anche vedere la radio oltre che ascoltarla, oppure entrare sul sito. In diretta. Sì, brava. Ripetimi. Allora, Studio 90 Italia. C'è un bel... su internet, Studio 90 Italia, che io e Doncina Storina siamo a a posto, io l'ho detto. Va bene. Senti Dario, io ti telefonavo perché tu sei molto amico di Flavio Insinna e sei amico allo stesso modo anche di Ficarra e Picone. E cosa è successo in questi 2 giorni? In questi 2 giorni c'è stato un attacco da parte di Striscia nei confronti di Flavio Insinna, facendo ascoltare tutta una serie di fuori onda che hanno messo in difficoltà il presentatore dei pacchi. Ma tu, non ti chiediamo di schierarti, ma tu che chiave di lettura daresti a questa situazione un po' imbarazzante, sia dall'una che dall'altra parte? Allora, io devo dire per primissima cosa ai tuoi ascoltatori che non faccio il garantista, poi vi racconterò l'aspetto che mi lega Flavio, e quello è un altro discorso. Io non faccio il garantista, ma quando tu senti un fuori onda, tu devi sempre principiare la frase con se questo materiale fosse autentico, sarebbe successo ciò. Noi dovremmo essere ancora in questa fase, perché tu sai che veramente io sono cresciuto con Valentino e Salvo, cioè Ficarra e Picone. Certo. Però vorrei, se tu me lo permetti, prima di andare sull'argomento specifico, vorrei raccontare in poche parole chi è Flavio Insinna, perché è importante che nel momento in cui un uomo viene travolto da uno scandalo diciamo di spionaggio televisivo, perché Striscia ha il successo che ha, perché come nei film americani ce ne sta uno di Striscia in tutte le redazioni italiane. E ne hai facoltà. Sì, ce n'è uno di Striscia, lo sappiamo, non è che dico niente di che. Non ti dimenticare che stai parlando col primo presentatore delle Iene. Io non so come si fanno queste cose. Allora, la realtà dei fatti è che Flavio Insinna, ripeto, noi abbiamo recitato al cinema in un film importante insieme, lui aveva un ruolo molto più grande, ma ha invitato nella sua fiction, io facevo il poliziotto infiltrato, avevo un ruolo di peso. In entrambi i casi dovevamo simulare di essere amici, soprattutto nel primo. E ci è venuto benissimo, perché Flavio Insinna, che conosco io, è una persona sana, onesta e rispettosa del prossimo e di una modestia imbarazzante. Quello che è accaduto, ripeto, se è chiaramente sorprendente, perché se fosse vero, se fosse vero, mostrerebbe un altro aspetto. Qui ti chiedo di aiutarmi a continuare questa conversazione, perché per l'aspetto che provo per tutti i coinvolti ho bisogno di un interlocutore. Perché e allora io posso dirti una cosa, che nell'intimo, nella foga del tuo lavoro, delle tue cose che fai, e può scappare un qualcosa di non politicamente corretto, così come dicono i bravi presentatori. Dai, diciamolo, a chi di noi non è mai capitato di dire oh, ma sai cosa è successo? Ne abbiamo parlato noi due quando dicevo quello stronzo di Luciano Messina, e Luciano è qui davanti. No, diciamo grazie. Esatto. Che però a differenza di Nuccio non è pelato. Che non è pelato. Ma
Ma stronzo lo stesso, anche Nuccio. È un po' pelato e un po' c'ha la pazza. Esatto. A parte la femmina non si salva nessuno. Tu sei sempre stato un oggetto sessuale. Grazie. Di donne vintage, di modernariato, che però sessualmente ti desiderano. Maledetto, senti, maledetto. Allora, in realtà succede, a me è successo, me lo ricordo benissimo, pressato da una storia d'amore sbagliata, facendo la radio la mattina, la diretta di Sky 2 ore di notte tutte le notti, avevo pure smesso di fumare, ho detto una cosa brutta e ho tirato un piatto di pasta, però alle 3 di notte, alla fine di 100 repliche in diretta, in un momento, e io mi sono scusato il secondo dopo. Ciò nonostante, la pressione a cui è sottoposto uno come lui non è una pressione normale, perché lui ha un controllo più o meno assoluto del prodotto, e quindi di base se mettiamoci altri 1600, perché io sinceramente non credo che Flavio possa aver detto quelle cose che ha detto, per come lo conosco io. Non voglio fare il buono e non voglio essere sicuri, tutti gli scandali per i quali la gente viene sputtanata, poi è in prima pagina, è vero. L'anno successivo viene assolta e lo scrivono in piccolo sotto i necrologi. È verissimo. Allora, per la persona e per la carriera della persona in questione si deve essere sicuri. È vero, hai perfettamente ragione. Infatti noi desideravamo parlare con te per una cosa molto importante, per avere da parte di un maestro e di chi, dai, ora scherziamo, sto dicendo la verità, da parte di chi come te ha vissuto e vive quotidianamente questo mondo un po' sotto pressione, così come si possa per un attimo perdere le staffe. Credo che sia anche normale. Sì, guarda, quello che comunque suona strano, tu sai come si dice sempre, allora ripeto, posso sembrare garantista, non voglio essere garantista, però voglio che la gente sappia che seppure se 100 volte se fosse accaduta questa cosa, non è una cosa che è dentro la persona Flavioncina. Flavioncina è una persona che, ve lo giuro, pare che mi ha prestato i soldi del mutuo, ma non è così, è una persona d'oro, è una persona più schiccia, più bassa di profilo, più onesta, più di sani valori, e che più timido non c'è. E poi a far scendere la lampadina, fa accendere la luce rossa sulla telecamera, quante volte a te per primo e a me per secondo, dopo aver fatto 800 km a pelo, fai le prove e fai ridi la gente per 2 ore, perché vai in scena. Quando si va in scena ti tiene in piedi l'adrenalina, la tensione, l'eccitazione, l'amore del tuo lavoro. Poi se schiacci una merda, è successo. Senti, allora parliamo di noi. Quando ci vieni a trovare? Io vuoi sapere che mi mangio oggi? Dai, dimmi che ti mangi oggi, così l'invidia mi uccide. Perché dobbiamo fare la lista di tutti i nostri amici ristoratori di Catania, se no poi dopo ci no. Io vado a mangiare da Manuela Panche perché è una rompicoglioni. E lo merita. Caffè con figli al teatro, scusami, alla bisteccheria di Rino, vogliamo scherzare? Esatto. Dei Vittorio, gli occhi di esatto. Io sono l'ente della promozione del turismo di Catania. Lo dico, ora io lo dico. Gli dico quanto pagano, a che ora devono andare, qual è il proprietario. Poi essere pagato dalla Prolog, si può fare? Certo che si può fare, ci mancherebbe. Io ti farò avere, vediamo se è possibile, e lo chiederò. L'assessorato alleno. Ai frutti di mare. L'assessorato alleno gastronomia catanese. Mannaggia. Senti, ma fammi capire, il Sor Messina sta lì con te? Il Sor Messina è qui con me, ti ha ascoltato in religioso silenzio. Ciao Dario. Fammici parlare. Ciao Dario, come stai? Delle sale operatorie. Però era in ferie, perché le persone non si vogliono far male poco prima dell'estate. Lui aspetta che cominci, sai, il racchettone, il tuffo, la camminata negli scogli, e poi lui è lì a dividere i bigliettini da visita. Dottor Luciano Messina, ortopedico. Sì, per esempio. Sì, è una fiction alla quale tu hai partecipato nella versione, però senza Luca. Tu hai lavorato con... Io ho lavorato nel giovane, sì. Allora,
se la gente è convinta che Montalbano non vuole essere rotti i coglioni dalle parole degli altri mentre mangia, non ha mai visto Luciano Messina. Senti, Luciano ti guarda e sì, ti mette un post-it sulla fronte con l'indirizzo email. Qualsiasi cosa gli vuoi dire mentre mangia, ti prendi una mail, poi torna a casa, vero. ci pensa, si fa una mezz'oretta e poi dopo risponde. Ma mentre mangia non gli devi dar fastidio. è vero. Dario, noi ti baciamo, ma soprattutto un bacio, il più grosso in assoluto, non a Federica perché può scappare il secondogenito, mi raccomando, ma a mio nipote Raffaele, tuo figlio. Un bacio grande a tutti, ragazzi. Io vi Ciao, voglio Dario. bene, a te, Gino, Sì. te ne voglio un poco meno. Esatto. Finché non mi porti a mangiare a stavolta. Va bene, un abbraccio, ciao, Ciao, buon ciao, pranzo. Dario. Da parte mia. Ciao, 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 ciao.